Buonasera a tutti, bentrovati, grazie per essere così numerosi. So che ci sono anche molti operatori del settore. Questo è il secondo appuntamento che Primedea organizza, la società Primedea organizza, questa volta insieme a Coldiretti, che ringraziamo, sul tema della sostenibilità, dei criteri ESG e dei bilanci soprattutto. Nel primo appuntamento lo abbiamo fatto parlando dell'importanza di questo documento, che ormai è diventato uno strumento fondamentale anche di trasparenza, uno strumento decisivo di comunicazione nei confronti dei mercati, degli stakeholder, dei consumatori, degli investitori. Lo abbiamo fatto con due aziende molto importanti che si occupano ovviamente di settori completamente diversi. Una era CTM, che è l'azienda di trasporti dell'area metropolitana di Cagliari, e l'altra è un'azienda che appunto sul tema della sostenibilità ha anche manifestato negli anni molte criticità, è stata quella dell'Alcoa. È stato un appuntamento molto interessante, molto dibattuto, anche non privo di spunti sia per il pubblico che anche per i giornalisti che erano in sala. Oggi invece appunto abbiamo deciso di occuparci di un settore che è strategico per la Sardegna, forse un settore che in certi momenti è stato trascurato dalla classe dirigente o dai i cosiddetti poteri decisori, ma certamente l'agricoltura e il settore agroalimentare rappresenta oggi forse ancora il cuore identitario dell'economia sarda e dello sviluppo economico della Sardegna, ed è per quello che abbiamo deciso quindi di parlare di sostenibilità, che va a braccetto proprio con il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Abbiamo deciso ovviamente di portare qui all'attenzione dei presenti, delle aziende, tutta una serie di testimonianze. Sarà anche una giornata abbastanza, come dire, articolata, perché ci saranno 3 cambi di palco, però vedrete che cercheremo di affrontare o almeno di toccare alcuni punti che sono molto importanti, e lo faremo anche alla presenza di tre importanti aziende. E poi siamo in attesa, ci ha confermato la sua presenza, lo faremo anche con l'assessore regionale dell'agricoltura, che è Valeria Satta. Io incomincerei, io in questo caso dirigerò il traffico, non essendo un dialogo non farò grandi dialoghi con gli interlocutori, anche perché abbiamo veramente necessità, abbiamo dei tempi molto ristretti, e chiedo a tutti un rispetto di 10 minuti, perché siamo veramente in tanti. La prima parte di questa giornata di oggi, appunto avete visto il titolo del talk, del convegno, e incomincio a chiamarli sul palco, è dedicata al tema della sostenibilità e dei criteri ESG per quanto riguarda lo sviluppo locale. Chiamo qui Luigi Pintori, lo invito in una delle 2 poltrone laterali, e il nostro partner per l'occasione, che è Coldiretti, il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Io prendo, adesso visto che c'è posto, poi non ci sarà posto, prendo posizione qui al centro. Luigi, tu sei un esperto di sviluppo locale, da tanti anni te ne occupi, anche la definizione di sviluppo locale è una definizione che negli anni è cambiata, però una cosa la possiamo dire: il tema della sostenibilità a tutti i livelli oggi è sentito anche nei processi decisori che riguardano lo sviluppo locale. Del resto le indicazioni europee, le indicazioni nazionali, le indicazioni regionali che coinvolgono enti locali, comunità, stakeholder, vanno in quella direzione. Ecco, facciamo una riflessione in 10 minuti sull'importanza di questo tema in un'ottica di sviluppo locale. Prego Luigi. Grazie mille, buonasera, grazie dell'invito. Diciamo che la sostenibilità nello sviluppo locale è fondamentale e lo è nella misura in cui la sostenibilità è diventato un criterio a tutti gli effetti di sviluppo. E allora dobbiamo intenderci intanto sul termine sviluppo,
che va distinto dalla crescita. Lo sviluppo è per definizione ciò che toglie i viluppi e quindi per definizione ciò che in qualche modo dà libertà di movimento ai diversi soggetti che vengono coinvolti. La crescita invece è molto importante, è necessaria ma non è sufficiente, nel senso che la crescita ci dà la dimensione proprio della produzione, quindi il PIL per esempio è l'espressione della crescita. Invece nello sviluppo, oltre che la crescita economica, c'è bisogno almeno di altre due dimensioni. Una è la dimensione socio-relazionale e l'altra è la dimensione culturale, cioè a dire che all'interno dello sviluppo devono esserci anche, come dire, occasioni di relazione tra i diversi soggetti. Per esempio, diverso è una società dove c'è solo crescita e per esempio non ci sono i cosiddetti beni relazionali, che sono, che ne so, l'amicizia, la fiducia, piuttosto che, come dire, una coesione sociale. E l'altro aspetto culturale è praticamente il fatto che a livello locale ci sia una cultura propria. Quando si parla di, in qualche modo, di coscienza di luogo, cioè il fatto che chi sta in quel luogo ne abbia consapevolezza e sia egli stesso produttore di conoscenza e di cultura. Ecco, queste due dimensioni insieme alla crescita fanno, come dire, contribuiscono a fare sviluppo sostenibile, che in genere viene definito anche sviluppo sostenibile integrale. Al termine integrale va aggiunta una componente che è quella antropologica, e cioè a dire che soprattutto in un'epoca come la nostra, dove c'è un cambiamento epocale, ma proprio epocale nel senso vero del termine, si parla in genere della seconda grande trasformazione. La prima grande trasformazione è quella che c'è stata, diciamo, nella prima e seconda rivoluzione industriale, e voi sapete che inizia nella seconda metà del Settecento e in qualche modo la prima rivoluzione in Inghilterra poi si estende in Europa, la seconda in particolare in Germania, e dove appunto in qualche modo si sviluppa una visione soprattutto basata sulla crescita. E la crescita in questo caso significa avere una concezione anche della realtà e dello sviluppo fatto in un certo modo, cioè a dire che quello che conta è una visione soprattutto basata sull'efficienza e sull'efficacia, che non sono poco importanti, lo sono, ma anche in questo caso sono necessari, ma poi col senno del poi ci siamo resi conto che non sono sufficienti. Nel senso che quel principio di efficienza che è basato sull'utilità e quindi anche su un'etica, che è un'etica utilitaristica, e in qualche modo forse c'è bisogno anche di un'etica orientata alle virtù e quindi al fatto che i soggetti che vengono coinvolti siano maggiormente coinvolti dentro una promozione di sé, una fioritura delle persone, il fatto che abbiano consapevolezza di sé, che siano coinvolti all'interno per esempio dei processi produttivi, all'interno di quella che è, come dire, la prassi, insomma, del vivere all'interno delle nostre società. E quindi da questo punto di vista noi vediamo due movimenti. Un movimento appunto che storicamente era teso a crescere, perché si diceva, era anche un motto che è arrivato sino alla fine degli anni 70, che crescere significa che in qualche modo poi la crescita in qualche modo coinvolge tutti gli altri. Però anche questo aspetto non va bene, perché si chiama trickle down effect ed si parla anche della pentola bucata, per intenderci, e significa che quando una marea sale porta su tutti i diversi soggetti,
E in questo caso si è però riscontrato che tutti i soggetti non li porta su, molti che erano un po' come dire immersi nel fango rimangono ancora più giù. Allora da questo punto di vista l'altro secondo movimento che c'è stato è stato il movimento della protezione, e quindi il movimento di crescita e il movimento di protezione in qualche modo si sono interfacciati dentro un modello che è quello, come dire, per un verso da una parte c'è il capitale, dall'altra parte il lavoro, e dentro c'è lo Stato che media con i diversi soggetti intermedi. Quello che è venuto fuori, diciamo, successivamente è un altro movimento, che è il movimento del riconoscimento, cioè a dire che in qualche modo si è fatto avanti un problema, che è quello, per un verso, siccome questa crescita ha generato dei problemi, ha impattato negativamente, si è cercato di attenuare, come dire, questi impatti, e non è un caso che la sostenibilità è il risultato proprio di questo percorso. E per altro verso, siccome nel frattempo sono nate anche altre realtà importanti, tipo per esempio il welfare. Già dal 1942 in Inghilterra il welfare state era una realtà che poi si è diffusa anche nei nostri paesi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in effetti non c'è una componente deterministica per cui da qualche parte si è deciso che bisognava crescere. Diciamo che la crescita è un paradigma. Si era convinti che quando si faceva economia si faceva perché bisognava crescere, bisognava produrre il più possibile e creare il massimo profitto e cavarne fuori la massima utilità. Questo era, come dire, il principio. Il problema è che pian piano questo modello di crescita si è staccato, quindi l'economia si è staccata anche dall'etica, e non è un caso che nel 1829 praticamente questo principio del NOMA, che sta per Non Overlapping Magisteria, cioè non si possono sovrapporre i diversi magisteri. Per un verso il magistero, diciamo, dell'economia, che doveva rimanere come dire, la più scientifica possibile, eravamo dentro un periodo di positivismo, e per altro verso invece l'etica e la politica, uno è il mezzo, come dire, è il regno dei mezzi, quindi l'economia, l'altro sono il regno dei fini, per cui l'etica e la politica doveva stare da un'altra parte. Ebbene, questo aspetto ha creato una cesura che poi ha prodotto degli effetti negativi. Insomma, per sintetizzare, diciamo che oggi noi stiamo vivendo, come dire, l'effetto di un processo lungo che ci ha portato, adesso siamo alla quarta rivoluzione industriale, perché la terza praticamente parte dagli anni 70 con internet, e poi c'è la globalizzazione che è, come dire, parallela ad internet, sono due cose diverse, e la globalizzazione che nasce nel 1975 nel castello di Rambouillet vicino a Parigi, e in qualche modo determina come dire, una rottura rispetto al passato. Mentre prima noi avevamo soprattutto relazioni tra gli output, quindi diciamo i prodotti, i beni che noi producevamo, potevamo scambiarli con gli altri paesi, in questo caso anche gli input sono diventati, come dire, comuni all'interno del modello. Per cui tutto a quel punto, sia il capitale sia le risorse umane, potevano circolare. Ecco cos'è la globalizzazione, ma la globalizzazione, come dire, è determinata storicamente, è un atto politico. Un G6 ha deciso questo. E anche questo ha prodotto dei problemi. Insomma, quello che io vorrei sottolineare è questo aspetto, e cioè che noi siamo in una fase di massima convergenza, dove per un verso quel modello bipolare tra Stato e mercato in qualche modo segna qualche difficoltà,
E tra Stato e mercato noi ci siamo abituati a un modello che fa riferimento esclusivamente a pubblico e privato. Ecco, noi dobbiamo fare un passo oltre pubblico-privato e oltre Stato e mercato. E questo si vede anche, come dire, dall'evoluzione che c'è. Pensiamo per esempio nel mondo delle imprese, e la sostenibilità è strettamente legata. Ecco, le imprese tendono sempre più ad essere imprese benefit. Le imprese hanno capito quanto è importante avere un punto di vista sostenibile, cioè a dire al fatto di incorporare all'interno della propria organizzazione la dimensione sia economica, e quindi un'economia sostenibile, sia sociale che ambientale. E quindi da questo punto di vista emerge un terzo elemento che si chiama comunità. Andiamo a chiudere che siamo sui 10 minuti. Che è la comunità, per cui diciamo che il modello più interessante è un modello, per un verso, dove c'è convergenza tra, come dire, profit verso un profit però imprese benefit, cioè a dire che restituiscono, o meglio, restituiscono un termine sbagliato, andava bene nel modello precedente, diciamo che creano relazioni con il sociale, producono utilità sociale, cioè producono il profitto che è necessario, altrimenti un'impresa profit senza il profitto non va da nessuna parte, però allo stesso tempo è coinvolta nel sociale, cioè produce utilità sociale, e quindi il concetto di valore è il concetto nuovo che in qualche modo si fa avanti. Per altro verso l'altra convergenza è del non profit. Noi abbiamo una realtà molto importante da tanto tempo, insomma, del terzo settore, e nel terzo settore ci sono anche soggetti intermedi come la Coldiretti, e cioè dire quelli che in genere adesso vengono definiti la comunità di cura, che si prendono cura. E quindi l'ultimo elemento che voglio sviluppare è il concetto di responsabilità. Voi sapete sicuramente che il concetto di responsabilità nasce nel 1953. Per decenni nessuno ci ha fatto caso. Milton Friedman, quindi la scuola di Chicago, lo prendeva anche in giro, Bowen si chiama. E invece il principio di responsabilità, cioè del rendere conto l'accountability, come in genere viene definita, significa rendere conto di quello che fai. Però noi siamo a un passaggio successivo, oltre questo concetto di responsabilità inteso come imputabilità, che è il concetto di responsabilità come il prendersi cura di, il fatto che io mi carico in qualche modo della realtà in cui sono immerso, non nel senso semplicemente di fare filantropia o di essere buono, quanto invece il fatto che mi rendo conto che è un valore aggiunto metterci dentro i valori proprio della sostenibilità. È un valore aggiunto che io abbia delle persone che lavorano con me, che sono soddisfatte, che sono, come dire, che vivono un loro piano di vita, che è funzionale poi all'impresa stessa. È importante che io abbia, come dire, una trasparenza, per esempio, nei capitali, sapere da dove vengono, come vengono utilizzati, come pure gli altri aspetti che riguardano l'ambiente, il che significa che gli ESG, e quindi sia la parte ambientale, la parte sociale e la parte di governance, cioè a dire come io, come dire, governo la mia impresa e quindi gli do una certa armonia, significa che sotto questo aspetto creo un'impresa che in qualche modo torna ai principi di quella che si chiama l'imprenditoria civile, cioè dire un'imprenditoria che è immersa in un territorio, ecco perché è importante per lo sviluppo locale, e in qualche modo ne fa parte e contribuisce, non è semplicemente un'attività economica che non si deve occupare altro che appunto di creare valore aggiunto. Il valore aggiunto lo crea all'interno di un nuovo modo di rapportarsi con i diversi stakeholder, quelli che sono i portatori di interessi, siano interni che esterni, di modo che ci sia un'armonizzazione tra competizione e cooperazione. Grazie Luigi.
Abbiamo volato molto alto, insomma sono stati toccati dei temi molto importanti come il tema dell'etica, il tema della responsabilità, il tema di un'economia e di un'azienda che restituisce. Luca, quando insomma, sei stato citato come rappresentante di un'organizzazione di categoria molto importante, di un settore molto importante, insomma il titolo del tuo intervento programmato è quanto la sostenibilità rappresenta un'opportunità per l'agricoltura, anche e soprattutto per la valorizzazione delle filiere integrate in marchi di qualità, però insomma io partirei insomma, anche sulla scorta e sulla base delle prime cose che ha detto Luigi, ti vorrei chiedere anche qual è lo stato, insomma, anche lo stato di salute dell'agricoltura sarda e se effettivamente l'agricoltura sarda è un'agricoltura con le proprie aziende, i propri operatori che sta rispondendo a questa sfida grande, enorme della sostenibilità. E quindi insomma ti lascio la parola partendo anche, è la stessa domanda che poi farò all'assessore che invece ricopre un altro ruolo. Certo, tanto grazie, Grazie a te, di questa anche opportunità a prima idea, insomma, di parlare di un argomento non usuale, difficile anche un po' da tradurre. Diciamo che mi è piaciuto molto la traduzione di Luigi del concetto di Coldiretti come una comunità di cura, perché questo siamo, una comunità di cura. Mi sento molto come comunità di cura, nel senso che siamo una comunità di cura con una comunità in cura. Mi chiedi com'è lo stato dell'agricoltura sarda e ti dico, se devo essere sincero, quello che è il termometro oggi. Quando in questi giorni ho la maggior parte, essendo chiaramente il fulcro finale insieme al nostro presidente regionale, in qualche modo delle istanze degli imprenditori, e sento il peso dell'attesa, dell'arrivo, dell'anticipo del premio comunitario che scade il 30 che non è ancora arrivato, per un sistema agricolo moderno che funziona e che non sta funzionando, dico che siamo una comunità malata. Malata per due motivi. Uno, perché l'attesa del premio non può nel 2023 rappresentare per un'impresa quello che è elemento trainante. Dall'altro però che se lo fanno evidentemente c'è la difficoltà, è una difficoltà che non siamo riusciti a colmare con la nostra comunità di cura. Cioè, e ci mettiamo tutto in termini anche di istituzioni. Per cui questo elemento credo che sia un elemento fondante. Il fatto che noi viviamo chiaramente con gli aiuti comunitari, c'è un'attesa agli aiuti comunitari, non solo attenzione nell'arrivo, ma anche nella tempistica dell'arrivo, perché le casse delle imprese si svuotano troppo presto. C'è qualcosa che nella catena produttiva non funziona, ok? E che comunque anche col sistema dei premi comunitari, e questa non è una cosa che facciamo qua, è un qualcosa che non stiamo riuscendo a tradurre. C'è qualche sistema che non viene in qualche modo agganciato da chi pensa alle misure e le pensano al sistema europeo sulla traduzione di quella che è la vita delle aziende. E poi magari mi ricollego al discorso relativo alla sostenibilità. Per cui, per dire com'è la comunità, è una comunità che sta facendo, che faticosamente si trascina avanti, faticosamente nella comunità cerca risposte chiaramente nella politica, nelle organizzazioni, nell'efficienza del sistema burocratico, cosa che ancora fa delle falle enormi, nell'arretratezza della digitalizzazione dei sistemi regionali, che sono da 25 anni così, cioè non è, siamo in un periodo straordinario in cui attraverso l'APIO, che qualcuno di voi conosce, immagino, uno paga un F24 o un MAV e immediatamente c'è il riscontro, o ha un dato nazionale, però paradossalmente su alcune cose siamo ancora molto indietro. Ma non adesso, cioè non possiamo imputare né chi ci è adesso, ma siamo indietro 20 anni. Perché? Perché c'è un'assenza completa di politiche strategiche. Se io chiedo a chiunque di voi quante sono state nel 2022 e nel 2021, ce ne sono tanti qua di carcioficoltori, le superfici coltivate a carciofo in Sardegna, silenzio. Le produzioni di latte in Sardegna,
silenzio, totale e perfette, lo sappiamo più o meno. Quante sono le coltivazioni di cereali perfette? Quant'è la statistica? Quant'è il valore aggiunto? Allora, noi pecchiamo di una cosa, noi lo stiamo dicendo da tanti anni ormai. Ci manca il cruscotto attraverso cui la politica può prendere decisioni strategiche di lungo termine. Se io non ho un cruscotto dove leggo come funzionano i settori, quanto fattura il vitivinicolo, che cosa è successo negli ultimi 5 anni al Canonau o al Vermentino, per capire se investire più nel Canonau o più nel Vermentino, ditemi voi io come posso fare da legislatore a programmare i soldi per una cosa o per l'altra. Io, decisore politico, devo avere questi strumenti in mano. Oggi la Sardegna non ce li ha. Ma non ce li ha, attenzione, non solo l'assessore all'agricoltura che magari fa anche fatica a trovare i documenti raggruppandoli da una parte all'altra perché deve chiamare un ente o un altro per farseli avere, ma manca proprio un indirizzo politico di base dove alla base della programmazione, alla base di qualsiasi cosa, ci vuole una programmazione dove io conosco come è fatta la mia terra, conosco qual è la PLV, conosco come si sta evolvendo e so affrontare i mercati perché conosco anche i mercati e trasporto questo andamento che ho in Sardegna anche in relazione a quella che è la crescita dei mercati. Ma infatti io ti ho fatto la domanda... Mi sono allungato troppo. No, ma non ci mancherebbe, peraltro c'è un pubblico anche di operatori, di aziende che è venuto qui anche per ascoltare probabilmente anche queste criticità, non solo le opportunità che la sostenibilità può offrire loro sia dal punto di vista del mercato ma anche di altri aspetti che abbiamo anche indicato prima. Però era il caso secondo me di fare questa premessa perché ovviamente parlare di sostenibilità senza un contesto che è un contesto di forte criticità evidentemente sembra un po' parlare di qualcosa che è avulso dalla realtà. Esatto, quindi gli strumenti. Sostenibilità, sì, io vorrei proiettare l'unica slide, che non è una slide ma una foto che ho rubato qualche giorno fa, perché parto dal contrario, parto da una valutazione di carattere negativo. Questa è un'analisi fatta al centro studi di Vulga dalla professora Dinolfi dell'Università di Bologna, che ha studiato dal 1990 al 2020 come sono state le emissioni nel settore agricolo nel mondo, che cosa è successo, ok? Come vedete l'Italia e l'Unione Europea hanno contribuito tantissimo, quindi quando noi diciamo molto spesso anche con orgoglio che siamo la seconda regione in Europa in termini minimi di utilizzo ad esempio di fitofarmaci, ha una risposta efficace, reale, sostenibile. Siamo nel mondo europeo i più sostenibili dal punto di vista delle emissioni del settore agricolo. Però, mi metto un però, che cosa succede nel frattempo? Che in un mondo dove il sistema è completamente globalizzato, cioè dove i prezzi sono globalizzati, dove il commercio è globalizzato, noi abbiamo il Brasile che ha aumentato del 51% le emissioni e se ne è sbattuta completamente di quello che fa l'Europa e ci manda le carni qua, che noi mangiamo, perché ci piace la picagna brasiliana. Abbiamo quella mi pare che era l'Indonesia o la Nuova Zelanda che ha aumentato il 29%, la Cina del 9%, gli Stati Uniti del 7%, gli moderni Stati Uniti, gli evoluti Stati Uniti che se ne sono fregati e hanno aumentato le emissioni del 7%. Allora, opportunità perché? Uno, per questo motivo. Due, attenzione a tirare troppo la corda. Una settimana fa in Olanda il partito che esprime in qualche modo il commissario europeo all'ambiente, Timmermans, è stato stracciato al suolo. Era un partito fortissimo, era un partito che ha espresso un ambientalismo spinto molto forte, che però ultimamente, ad esempio, ha messo dei limiti alle emissioni di metano del sistema zootecnico olandese pesante e le sta imponendo, cioè sta equiparando le emissioni degli animali alle emissioni industriali.
senza contare però che le superfici su cui vengono in qualche modo ad attivarsi questi processi è completamente diverso, le emissioni sono completamente diverse, ma tutto questo meccanismo ha portato ad un certo punto ad avere il sistema degli agricoltori, che ha sempre fatto la differenza, non in Italia solo, grazie a Dio, ma anche in Europa, a lamentarsi in maniera talmente efficace e pesante che l'hanno buttato giù. E guardate che era tra quelli che in realtà ha perso malamente, quelli che avevano le previsioni maggiori di crescita. Questo cosa significa? Che quello che chiedono gli agricoltori europei, in particolare gli italiani, quello che sta chiedendo anche Coldiretti, sì, forse anche in maniera a volte sgambettando, esagerata, ne possiamo parlare di quanto volete anche dopo, di modi che sbagliamo a volte, però è quello di rispettare le imprese anche in un concetto di buon senso. Se stiamo quelli che raggiungiamo quel parametro del meno 23%, non tirare troppo la corda nel raggiungimento di obiettivi che sono impossibili da raggiungere o in qualche modo esagerare nelle impossibilità che le imprese possano attivare elementi produttivi per il futuro. Perché se voi chiedete, e qua abbiamo la direttrice generale della 3A, ma abbiamo anche dei soci di Arborea, come vedono rispetto a queste cose il futuro fra 5-10 anni i nostri imprenditori, elemento di sostenibilità importante per guardare il futuro, cioè con che speranza vedi il futuro fra 5-10 anni? Loro dicono non c'è futuro, perché se continuiamo ad avere elementi che anno dopo anno massacrano il tessuto aziendale e non lo portano avanti o non hanno elementi di mediazione, è chiaro che questo meccanismo si ferma. Però non tutto deve essere perso, perché nonostante Timmermans oggi abbia perso, è chiara una cosa, e su questo ce lo dobbiamo mettere in chiaro anche come imprenditori. Quel meno 23% potrà stabilizzarsi se riusciamo, ma la tendenza deve essere questa e dobbiamo convincere il mondo ad avere quella tendenza. E noi che facciamo tanto, noi che siamo Sud Europa, noi che abbiamo un'agricoltura di carattere estensivo, noi che abbiamo il vento e che quindi abbiamo una naturale propensione ad utilizzare meno fitofarmaci, meno elementi chimici di sintesi per poter produrre le colture, in realtà base di questa sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda quella ambientale, noi potremo certificarla. E allora che cosa mancano? Primo, gli strumenti. E là lo fanno gli imprenditori, la sostenibilità ambientale, o c'è bisogno di un sistema che in qualche modo porti a questo? Quando da poco abbiamo fatto un incontro sulla divisione di alcuni fondi comunitari, c'era il nostro presidente anche di Oristano collegato, abbiamo messo un elemento di base. La lotta integrata, okay, che è un elemento che pochi fanno in Sardegna, ma che è un elemento che all'interno del programma di sviluppo rurale finanzia la comunità europea, oggi dà la possibilità di certificare quelle aziende per entrare all'interno della grande distribuzione, ossia è un passaporto importantissimo, la certificazione data dalla sostenibilità di una lotta integrata per entrare nella grande distribuzione. Perché? Perché poi la grande distribuzione nella propria attività di certificazione della sostenibilità ammette che ha utilizzato 10, 20, 30% di prodotti derivanti dalla produzione integrata. Però se voi mi chiedete quante sono le imprese che fanno produzione integrata in Sardegna? Poche. Perché? Perché se voi andate a guardare il bando, che non è fatto dalla politica, è fatto dalle strutture, spesso e volentieri, per cui ci dobbiamo interrogare i cosiddetti tecnici. Dai tecnici, bisogna guardare il fatto che bisogna costruire, se il bando è costruito in maniera da non far entrare delle imprese, bisogna trovare un imbuto che consenta alle imprese di poter attivare questi percorsi, perché altrimenti le aziende da sole purtroppo non ci arrivano, perché non ce la fanno. L'imbuto è costituito chiaramente dalle regole di accompagnamento che possono far entrare dare un ingresso alle aziende all'interno di questi sistemi e dai denari che ci sono. Quindi quello che noi intendiamo è che questo elemento di sostenibilità va tradotto all'interno di un percorso dove i denari che investono arrivano alla grande distribuzione in termini di maggiori vendite e di maggiore
riconoscibilità del prodotto sardo, quindi un'opportunità in più. Luca, rompo il protocollo perché in realtà non dovevo fare domande, ma lasciare. Però un minuto. Sì? Quindi detto questo, queste premesse, tu per il futuro, perché hai fatto la domanda al pubblico, come vedete voi il vostro futuro, il futuro della Sardegna fra 10 anni, tu personalmente come lo vedi? Ma io sono comunque ottimista, per un motivo semplice. È già questo. Ma un po' perché mi piace essere ottimista. Ma c'è un dato che ci rende ottimisti, ok? Che è su 1.200.000 ettari di superficie agricola utilizzabile in Sardegna produciamo una PLV, cioè una produzione lorda vendibile, che pochi sanno. Quest'anno saremo intorno al 1,7 miliardi, 1,8 miliardi, dato dai volumi del pecorino romano venduti e quindi dalle fatture fatte. Ma su 900.000 ettari il Veneto ne produce 8 miliardi. Il solo Prosecco l'anno scorso, nel 2022, cioè annata 2022, solo Prosecco ha fatturato 3 miliardi di euro su 30.000 ettari, tra l'altro, di superficie coltivata a questa cultura. Quindi come si fa a non pensare, ad esempio, strategicamente, che se investissimo con un cruscotto che legge i dati della Sardegna, questo dato non può che raddoppiare, compresi gli addetti che ci sono dentro, perché se raddoppiassimo andremo quasi alla metà dell'Emilia Romagna, quasi alla metà della Lombardia, quasi alla metà del Veneto. Dico un'altra cosa, che è importante all'interno della sostenibilità, perché si è detto, sono 3 le certificazioni all'interno della sostenibilità, quella ambientale, quella della governabilità, quindi quella dei bilanci sostanzialmente, e l'altra è quella del lavoro. Allora, quella lavoro è ugualmente importante. Come si può garantire in maniera anche nuova la sostenibilità del lavoro? Facendo entrare in questo metodo di valutazione del rating, perché questo sistema ESG è un rating di valutazione delle aziende, quindi così come il rating bancario ti valutano la tua sostenibilità, però perché non inserire all'interno di questo rating il concetto di eticità della filiera? Di contratti di filiera. Se ne sta parlando tanto, ma il contratto di filiera significa che se io faccio un contratto etico che copre almeno i costi di produzione delle imprese, io sto dando una certificazione di sostenibilità. Questo elemento dei contratti di filiera, che oggi è entrato a livello ministeriale anche il PNRR con l'attivazione di questi processi, però ancora purtroppo non entra nelle valutazioni di sostenibilità sociale, che guarda solo la contrattazione dei dipendenti. Non bisogna guardare solo i dipendenti che ci sono dentro, ma anche gli imprenditori che con le manine spendono e lavorano insieme ai dipendenti per fare questo, e chi li garantisce sono solo contratti etici. Grazie. Grazie a Luca Saba, sempre molto preciso. Ricorda che oggi c'è la COP28. Sì, poi lo ricordiamo. Insomma, invito i 2 relatori appunto a prendere posto e incominciamo, in questo caso mi devo alzare, incominciamo il secondo panel, come dicono quelli toghi. Adesso entriamo nel vivo del bilancio di sostenibilità e non solo. Parliamo anche di 3 casi aziendali, 2 ci racconteranno la loro esperienza con i bilanci di sostenibilità, un terzo caso aziendale non fa il bilancio di sostenibilità, ma è esso stesso un'azienda, come dire, che ha nel proprio cuore, nella propria attività, nella propria ragione di esistere la sostenibilità. E insieme a loro ci sarà Michela Turri, che è della società Axilia, che è un'assoluta esperta nazionale non solo di questo campo. Quindi invito Michela Turri qui sul palco, invito Maria Cristina Manca, che è il direttore operativo della Trea di Arborea, invito Andrea Massidda della BS Green, e in collegamento, vediamo se riusciamo a vederla, abbiamo Simona Meshulam di Asdomar. Perfetto. Salve Simona, la vediamo, mi sente? Vi sento, grazie. Buonasera a tutti. Perfetto. Allora, io prima di dare la parola ai relatori, credo che ci sia, me lo conferma forse la regia, un video che illustrativo in breve dovrebbe essere, ci spiega che cos'è, giusto Michela, il bilancio di sostenibilità, che può essere, come dire, una buona premessa per poi aprire il dibattito e per... fatto con l'artificial intelligence che oggi
Sì, buonasera, intanto grazie a tutti, grazie dell'invito e grazie di essere di nuovo qui a Cagliari per parlare appunto del valore, dell'importanza e del vantaggio di dover pensare a redigere un bilancio di sostenibilità anche nel settore appunto agroalimentare, che sicuramente è uno dei settori trainanti in Italia. Spieghiamo cosa andiamo a vedere. Vediamo un video breve sviluppato dalla Artificial Intelligence che riproduce un twin di una persona collaboratrice nostra che spiega in breve qual è i flussi e i passi per poter redigere un bilancio di sostenibilità, dove appunto l'AI e le tecnologie e gli strumenti danno un grosso supporto in termini di riduzione di effort e di facilità nella gestione di questo nuovo paradigma aziendale che attraversa appunto tutti gli ambiti e per cui è necessario strutturarsi e organizzare dei flussi e dei processi che permettono poi di automatizzare anche il più possibile la rendicontazione del bilancio di sostenibilità. Andiamo a vederlo allora. Benvenuti, oggi vi illustrerò come creare un bilancio di sostenibilità con Axilia Suite ESG. Il primo step del workflow è la compilazione dell'assessment iniziale di 51 domande, progettato per tastare il terreno sul livello di conformità dell'azienda rispetto agli standard ESG. L'assessment Sustainability Posture è suddiviso nelle 3 categorie: Governance, Environment e Social, che a loro volta sono suddivise nei rispettivi temi specifici. Iniziamo dalla categoria Governance. Rispondere a una domanda è molto semplice. Una volta letta, abbiamo 4 livelli di risposta, tra cui scegliere sulla progress bar: assente, insufficiente, sufficiente, ottimo. Inoltre, per ogni domanda, possiamo compilare un campo testuale oppure caricare allegati per arricchire o contestualizzare la nostra risposta. In caso di dubbi sul significato della domanda o per vedere nel dettaglio i requisiti normativi, basta premere sul pulsante Spiegazione, presente sotto a ogni domanda, per visualizzare i chiarimenti. Una volta confermate tutte le domande e chiuso l'assessment, verrà generato un report. Il documento contiene i dati e l'analisi sulla base delle risposte date. Presenta la percentuale di conformità ai temi ESG, ma anche nei confronti di altri standard internazionali come SDG, GRI e SRG 88088. La piattaforma assegna un rating in base al punteggio ottenuto ed elabora il resoconto delle domande con risposte insufficienti. Mostra quindi l'elenco dei punti critici e delle contromisure. Tutti i file allegati e i documenti generati possono essere gestiti nella sezione documentale. Il secondo passo, l'analisi di materialità, è così composto: analisi degli stakeholder e doppia materialità. Tutti gli stakeholder presenti sulla suite possono essere invitati a compilare un questionario standard o specifico, con l'obiettivo di individuare i temi che per loro sono materiali. La suite permette di creare dei link di invito, inviabili per mail, con cui compilare il questionario in totale autonomia. Qui vengono definiti gli impatti, la loro natura, probabilità, portata e livello di conseguenza. Terminata l'analisi degli impatti, devono essere stabilite le soglie sopra le quali i temi verranno considerati materiali. Ora abbiamo tutti gli ingredienti per generare un nuovo documento, il report di materialità. Nel report di materialità è presente una descrizione della metodologia utilizzata, un resoconto dell'indagine degli stakeholder, un grafico degli impatti, la matrice di materialità e un elenco dei task del primo assessment riordinati per priorità. L'ultimo passo è la compilazione della checklist GRI Reporting, che permetterà di generare il bilancio di sostenibilità. Andiamo su GRI Reporting e facciamo clic su una categoria a scelta. Per rispondere alle domande qualitative, basta compilare il campo note e salvare. Invece, per le domande quantitative possiamo usufruire del pulsante Domanda KPI, che permette di visualizzare tutti i KPI collegati alla sezione che stiamo visionando e di compilarli. Una volta compilato l'assessment interno, insieme a tutti i KPI, siamo pronti per generare il bilancio di sostenibilità. Quali sono i vantaggi di Axilia Suite? Cosa permette di fare? Digitalizzare gli obiettivi ESG e tutta la documentazione correlata. Avere tutti i framework collegati e mappati in un unico ambiente. Impostare e tenere sotto controllo tutti i KPI.
Agevolare la compilazione dell'analisi di materialità. Coinvolgere gli stakeholder e centralizzare i risultati dei questionari inviati. Consultare in ogni momento le dashboard con i dati di riepilogo aggiornati in tempo reale. Ridurre i rischi e accrescere il valore aziendale. Generare il bilancio di sostenibilità. Utilizzare funzionalità di intelligenza artificiale. Trovare opportunità fiscali e di finanza agevolata per la sostenibilità. Grazie dell'attenzione, a presto. Ok, questo non era previsto. Va bene, c'è anche un logo di... Chiediamo alla regia di ritornare in sé. Ok. Poi ci spiegherai meglio, Michela, insomma, comunque è molto affascinante il tema dell'intelligenza artificiale, un po' tutti noi dobbiamo, insomma, ormai tenerne conto in tutti i campi, in tutti i settori. Maria Cristina, partiamo da te, dalla 3A. Voi, vabbè, è un'azienda conosciutissima, anche voi avete fatto della sostenibilità in oltre 60 anni di vita un tratto peculiare, molto importante. E voi per la prima volta quest'anno vi siete trovati a redigere il bilancio di sostenibilità, uscirà credo a breve. Ci confronteremo invece con Outmar che lo fa per l'11ª volta, quindi è molto interessante, sarà uno spunto anche per Michela, vedere queste due realtà. Peraltro ci fa piacere che ci siano anche due donne, che conferma peraltro come il ruolo delle donne è sempre più forte anche nel mondo dell'agricoltura, insomma questo ci fa molto piacere. Ecco, Maria Cristina, raccontaci un po', insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare, quali sono i criteri che avete seguito, la lavorazione, i tempi, insomma, raccontaci un po' il vostro bilancio di sostenibilità. Microfono? Grazie. Mi sentite? Sì. Vi porto un dono, che è il nostro report d'impatto. Grazie. Lo porto qua a disposizione un po' di tutti, con l'unico scopo e desiderio di condividere con voi un po' più della nostra identità. Tutti sanno che siamo una cooperativa che opera da 60 anni, che rappresenta sostanzialmente un comparto zootecnico che è quello vaccino, raccogliendo circa il 95% del latte prodotto in Sardegna. E in questa relazione di impatto nel 2023 redigeremo il nostro primo bilancio di sostenibilità, semplicemente certifichiamo una realtà quotidiana che è quella di un impegno affinché un settore sia sostenibile, che fino ad ora ha significato il fatto che deve durare. Noi l'abbiamo fatta, la sostenibilità, da 60 anni, mettendoci a servizio di allevatori, imprenditori zootecnici che hanno scelto una chiave diversa per essere sostenibili. Sono partiti dall'unità. E già questo ci caratterizza per una diversità. Non siamo un'azienda normale, nel senso uguale ad un'industria. Nasciamo dalla forte convinzione che solo essendo uniti si può generare un valore superiore a quello che il singolo può generare. Questo elemento non è banale, perché nasconde nel DNA della nostra azienda il fatto che l'unione fa la forza. E nel resistere all'interno di un territorio che è stato bonificato e che quindi ha dimostrato alla natura che l'impegno dell'uomo può trasformare una palude in un territorio che genera ricchezza, c'è tutto il nostro DNA. Ora, 60 anni in cui abbiamo valorizzato un latte, abbiamo portato le produzioni dei soci con il loro impegno verso la direzione dell'alta qualità, abbiamo reso un servizio capillare nella Sardegna. Cosa vuol dire questo? Significa che abbiamo raggiunto tutte le parti della Sardegna, abbiamo garantito di nutrire intere generazioni non con un latte qualunque, con un latte di altissima qualità. E oggi che stiamo scalzando Parmalat e Granarolo, diventando secondi, primi e in alcuni casi terzi, ma secondi e primi a livello nazionale in alcune zone, il nord, il centro e il sud, il motivo è che non altro, il latte è buono.
Il consumatore assaggia il latte e dice sa di latte. E cosa bevevi prima? Quindi significa che i nostri allevatori non hanno semplicemente prodotto il latte, hanno prodotto il latte di qualità. Vengo alla sostenibilità. Cosa vuol dire per 3A essere sostenibile? Lo riassumo, in questo documento troverete i documenti. 230 milioni di euro di fatturato, 360 dipendenti, un impegno continuo e costante per far sì che ai soci vada il massimo ristorno come differenza tra ricavi e costi, non a qualche azienda o qualche compagnia che gioca in borsa, no, ai soci, al territorio. Un impegno costante dopo un 2021 chiuso con una perdita. Nella prima storia, e questo lo dobbiamo dire. Nel 2021 abbiamo chiuso con una perdita, tanti fattori non ci importano, ho chiesto a tutti, tirate una linea, il prima e il dopo. Nel dopo non si porta il prima, se non il ricordo, perché la pagina è bianca e va riscritta. E lo stanno facendo, perché oggi noi paghiamo 58,62 IVATO, mentre il mercato paga 50. Allora questi signori sono resilienti. Allora cos'è la sostenibilità? Io vi posso parlare di tanti progetti per il personale, in termini di sicurezza, in termini di formazione, in termini di crescita. Posso parlare di progetti che hanno, per esempio, sostituito nel nostro latte fresco le bottiglie riciclate al 30%, al 100%, i vasetti dello yogurt che abbiamo ridotto 6 milioni di tonnellate di plastica in meno, i soci con il benessere animale. Posso parlarvi del progetto Mitiga, posso parlarvi del progetto Carbon Footprint, posso parlarvi del nuovo investimento che sta per partire per il biogas e quindi il riutilizzo degli effluenti degli allevamenti zootecnici per far sì che noi siamo sostenibili. Dove? In Sardegna. Punto a capo. Sostenibilità non significa sostenibilità a livello di marketing. In Sardegna significa resistere. Oggi ringrazio l'ottimismo di Luca, del direttore. Noi siamo un po' meno ottimisti oggi. Felici, l'azienda sta andando benissimo. Ai soci quest'anno abbiamo ristornato 18 milioni di euro in più, paghiamo il latte a livello più alto, ma sostenibilità per noi oggi significa resistenza. Perché il socio oggi guarda il futuro. La domanda di Luca, come lo vede? Nero. Nero. E io come lo vedo? A loro devo dire bene, e lo dico bene, e gli dico resistete. Poi mi giro e guardo i giovani che abbandonano le campagne. Guardo le stalle che tecnologicamente non sono adeguate, perché quel lavoro i loro padri lo facevano senza lamentarsi, ma un giovane oggi non ci vuole stare 15 ore in stalla, 360, e fa bene, perché non è vita. Allora, di chi è la sostenibilità? L'abbiamo scritta qua, e loro sono sostenibili. Allora il tema oggi è di chi è la responsabilità di questa sostenibilità? È solo dell'azienda che se ne fa carico? Io porto sul tavolo questa riflessione, perché io il 58 lo pago al socio, il 62, ma il resto del sistema dov'è? Dov'è? Se ci fermiamo noi, loro si fermano. E sapete cosa significa? Il comparto vaccino è morto. E quindi se io guardo i 5 anni, non lo vedo, perché non lo posso vedere da sola. Ho bisogno di sostegno, ho bisogno, come dice Luca, di un disegno, ho bisogno di risorse, che la cosa più frustrante è sapere che ci sono e sono parcheggiate. Allora il tema qua è con quali occhi devo guardare i giovani e gli devo dire continua a fare quello che stai facendo. Questa è la domanda. È una responsabilità delle aziende, la sostenibilità? È circoscritta a una governance e un consiglio di amministrazione che vive giorno e notte col direttore in azienda? O è una responsabilità quando si parla di un comparto agricolo regionale del sistema politico? Di tutti, perché se quelle aziende chiudono, muore un comparto. Dov'è l'agroalimentare in Sardegna? Bacino, ovino, caprino, agricoltura?
Allora, sostenibilità, scusate la provocazione, oggi è resistenza. E quindi la domanda è, dobbiamo continuarla a fare da soli, la sostenibilità? O vogliamo iniziare a scrivere qualcosa di concreto con programmi, risorse, strumenti, i giovani, tutti insieme? Vi faccio un esempio, io vengo dal Medio Campidano. Non è che ci vuole Einstein per capire che è pieno di campi, vogliamo parlare di sostenibilità, è pieno di campi incolti. Allora, nei tanti giri che si possono fare nelle varie relazioni, può venire casualmente l'idea che, per esempio, i nostri soci che sono stati martoriati l'anno scorso con aumenti del 200, 300, 400% di soia, del costo della soia, del mais, eccetera, magari coltivando, facendo un semplicissimo patto di filiera tra loro e gli agricoltori, o addirittura i campi incolti, a 30 chilometri si chiudeva un prezzo anno sulla soia, sul mais, avevamo la certezza del costo e loro non si massacravano, resistevano davvero. Quanto ci vuole a pensare una cosa del genere? Ma quanto ci vuole a farla? Ditemi quanto ci vuole a farla. Zero. Basta volerlo. Si fa un patto di filiera, si rafforza l'agricoltura sarda, si fa per la prima volta un concetto di sostenibilità trasversale e si regge il sistema. Vivono i giovani agricoltori che magari coltivano soia, mais, quello che serve. Vivono gli allevatori zootecnici. Allora, scusate, ma sostenibilità è resistenza oggi. Vogliamo parlare di sostenibilità elettorale? Ecco, un paio di progetti li abbiamo proposti, Luca, no? Ecco, parliamo di sostenibilità elettorale. Le idee ci sono. Questa è la chiave. Poi possiamo farli. Noi li facciamo, li continueremo a fare, questi bilanci. Ma la sostanza è, se muore il settore primario, la base, che sostenibilità certificheremo? Quindi ti interrompo perché capisco, peraltro devo essere terzo, quindi non posso esprimere un'opinione, però insomma, capisco, insomma, è un grido d'allarme, hai posto dei temi sui quali riflettere molto. Sono molto meno poetica, nel senso... Microfono, prego Maria Cristina, il microfono. No, ma ci mancherebbe scusate, altro, insomma. Io credo che possiamo parlare facendo, diciamo, un discorso bello, blasonato. Poi la realtà delle aziende concretamente è questa. No, ma insomma, vedevo che anche Michela, che poi interverrà dopo, insomma, ti ascoltava con grande attenzione. Michela, che appunto interverrà dopo, che appunto è esperta del bilancio di sostenibilità, e non solo, ti ascoltavo con grande attenzione perché ovviamente dietro il documento contabile ci sono delle problematiche, delle scelte che... Ci sono delle persone, ci sono dei figli, ci sono degli investimenti, ci sono delle storie. Capisco, quindi ho capito, ho apprezzato anche la tua passione espositiva, perché capisco che, come diceva Luca, insomma, non è un momento favorevole se non si fanno delle scelte che sono decisive da qui ai prossimi anni. Io adesso vedevo anche insomma, Simona Meshulam, che spero di essere corretto, che è direttore marketing e sostenibilità appunto di Asdomar, in realtà di General Conserve, che con il marchio Asdomar è un'azienda leader, credo che sia la prima azienda in Italia per inscatolamento di tonno, giusto? Insomma, tra le prime, è un'azienda molto importante, sì, la conoscete, c'è uno stabilimento a Olbia. Ecco, Michela, scusa, Simona, anche tu stavi ascoltando Maria Cristina con grande attenzione, quindi magari prima di raccontarci la vostra esperienza di bilancio di sostenibilità,
che poi era anche il cuore di questo incontro, però insomma poi ne abbiamo approfittato, si è allargato perché è anche una riflessione sul comparto, quindi sul comparto agricolo in questo caso, ma insomma sul comparto allargato anche al settore dell'agroalimentare. Ecco, un tuo pensiero, se condividi quello che diceva Maria Cristina, e poi ti lascio i 10 minuti per raccontare invece il tuo di bilancio di sostenibilità, la vostra, insomma avete maturato un'esperienza in questo campo. La domanda è perché lo fate, qual è la ragione che vi spinge a raccontare attraverso questo documento la vostra azienda secondo i criteri che abbiamo insomma evidenziato prima. Prego. Certo, grazie. Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Faccio solo una piccola premessa, ci sta ascoltando in remoto anche la collega Marta Fantasia, che è la responsabile delle nostre risorse umane, naturalmente un ruolo di cruciale importanza ovviamente in tutte le aziende, ma ancor più nella nostra, che fa del patrimonio umano uno dei pilastri fondamentali della propria strategia, e ruolo che lei riveste, nonostante la giovane età, con grandissima professionalità e capacità. Io mi sono segnata rispetto a quello che diceva Maria Cristina, e ne avrei voluto parlare, quindi sono contenta che tu Alessandro me l'abbia chiesto, due passaggi che sposo in pieno e che trovo anche molto calzanti rispetto a quella che è la nostra realtà e la nostra strategia. Lei a un certo punto ha detto, parlando anche dei competitor e del posizionamento di Arborea, dice alla fine il latte è più buono, e questa per me è una cosa fondamentale, perché stiamo parlando di agroalimentare. E al di là di tutto quello che noi potremmo dire e di tutti i valori di cui possiamo rivestire i nostri prodotti, quando parliamo di prodotti da mangiare, da bere, ora appunto stiamo parlando di filiera agroalimentare, la prima caratteristica, la più importante, è che il prodotto sia buono, è la qualità. E questo l'ha detto proprio lei, togliendomi le parole di bocca, ci passerò poi io raccontandovi anche un po' il nostro percorso di sostenibilità, ma trovo che sia veramente la prima cosa e la più importante da dire e quella per cui tutti lavoriamo. La seconda cosa è quando parlava di tutti i progetti che loro fanno e dice ma alla fine noi perché li facciamo? Li facciamo per portare la sostenibilità in Sardegna, che è poi quello che abbiamo sempre detto anche noi, traslando il concetto sulla sostenibilità della materia prima, no? È un po' quello che poi formalmente diventa il concetto di materialità, ma che forse da 40 anni noi e da 60 loro portiamo avanti ancora prima che si chiami concetto di materialità, cioè davvero andare a identificare quello che è il proprio impatto come azienda e quello che è il proprio contesto. Perciò sì, ovviamente a tutti gli indicatori ESG, a tutte le cose che vanno rendicontate, eccetera, ma ovviamente non si può prescindere da quello che è il core business dell'azienda e da quello che è il primo impatto. Per noi è il mare e la salvaguardia ovviamente delle specie. Maria Cristina stava parlando appunto della Sardegna, dei soci conferitori, degli allevatori, eccetera, mi scuso se sbaglio i termini, ma un po' questo, no? Una sorta di concetto di materialità ante litteram che andiamo ad applicare poi al nostro fare impresa. Dico due parole tornando a noi su Generale Conserve, che poi immagino che i più conoscano per il marchio Asdomar. È un'azienda che è nata sul finire degli anni '80 ed era solo un distributore di prodotti di altissima qualità che venivano sostanzialmente acquistati e rivenduti sul territorio italiano e fatturava circa 20 milioni di euro. Oggi, o meglio chiusura 2022, l'azienda ha un fatturato di circa 156 milioni di euro e 2 stabilimenti di produzione, uno in Italia, in Sardegna, a Olbia, e uno in Portogallo, che danno lavoro rispettivamente circa 300-350 persone l'uno. Quindi diciamo la crescita dell'azienda anche con questi valori di sostenibilità ha dimostrato che appunto la sostenibilità naturalmente non solo quella, ma paga anche nel business. Cosa facciamo? Facciamo un prodotto che sembra molto semplice, perché alla fine una scatoletta di tonno è un pezzo di pesce bollito, quando va bene messo in olio d'oliva, addirittura a volte messo in salamoia, quindi è una cosa che appare davvero molto semplice anche agli occhi del consumatore, ma diventa molto complessa e soprattutto lo è se si vuole inserire del valore aggiunto all'interno di questa scatoletta, se si vuole veramente dare del valore a chi ci acquista. Noi abbiamo un logo con sotto un claim che recita la qualità e il rispetto, che diventa però un po' per noi la missione stessa dell'azienda. È la volontà di offrire al consumatore un prodotto di altissima qualità, come dicevamo prima, perché è quella da cui non si può prescindere,
attraverso una selezione accurata di materie prime che siano innanzitutto sostenibili nel rispetto della sostenibilità della pesca, e poi insieme col connubio di quella tradizione manuale che ci ha fatto cercare gli stabilimenti là dove ci sono dei veri poli di esperienza di queste lavorazioni, unendo a questo un concreto impegno per la tutela del benessere dei lavoratori e lo sviluppo delle economie locali lì dove lavoriamo. Quindi lì in Sardegna anche noi, quando parliamo dello stabilimento in Italia, o lì in Portogallo, in quella che è comunque di nuovo un'area a livello occupazionale piuttosto depressa e dove una realtà come il nostro stabilimento a quel punto diventa piuttosto rilevante. C'è stata una definizione di sostenibilità che a noi è sempre piaciuto molto sposare, diciamo scegliere tra tutte quelle che vengono proposte, che dice che lo sviluppo sostenibile è proprio quello che consente di soddisfare le proprie esigenze, i propri bisogni di oggi, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi a un certo punto un'azienda come la nostra, e torno al concetto di materialità che poi permea anche il bilancio e quindi poi arrivo finalmente anche al bilancio, il futuro di un'azienda come la nostra deve quindi partire primariamente dalla salvaguardia della propria materia prima, in questo caso per noi il tonno e la sua catena del valore, e poi ovviamente dal potere d'acquisto del consumatore. Quindi lì sta anche un po' la scelta anche di dare lavoro e creare valore dove abbiamo lo stabilimento, dove abbiamo gli stabilimenti. La materia prima tonno, è chiaro che il tipo di pesca, noi abbiamo sposato negli anni certificazioni, abbiamo aggiunto caratteristiche di nostra scelta volontaria alle certificazioni, poi è chiaro noi siamo piccoli rispetto al mondo che acquista tonno, non possiamo farlo da soli, certo possiamo però iniziare a farlo e sensibilizzare il più possibile il consumatore, che quindi richieda un prodotto sostenibile anche da un punto di vista della pesca, e sperare così di innescare una reazione a catena. Non per uno spirito di sostenibilità fine a se stesso, ma per uno spirito di continuazione del business, perché è logico che nel momento in cui il tonno avesse una penuria di materie prime o paradossalmente non ci fossero più tonni in mare, i primi che smettono di lavorare saremo noi. Lo stesso discorso vale per il potere d'acquisto del consumatore, quindi invece bene, e si cerca di fare il più possibile, di andare a dare lavoro là dove possiamo innescare una sorta di circolo virtuoso che poi dopo il lavoro ridiventa potere d'acquisto e quindi di nuovo potere d'acquisto in mano al consumatore. Come dicevamo, noi siamo nel 2023 abbiamo rendicontato l'anno 2022, quindi l'11ª edizione del nostro bilancio di sostenibilità, la prossima sarà la 12ª. È un documento che per noi è sempre stato redatto su base volontaria, perché non abbiamo l'obbligatorietà di redigere bilanci di sostenibilità. È sempre stato redatto poi con l'assurance di terza parte, di Deloitte o di altri verificatori, e anche sempre con le linee guida messe in pratica anche quando non erano ancora obbligatorie, quindi i vari schemi del GRI che si sono susseguiti nel tempo. Questo un po' anche perché ci è sempre piaciuto dire che per noi questo tipo di progetti, questo tipo di attività e anche di riconoscimenti da un certo punto di vista vogliono significare un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Cioè, prima il bilancio di sostenibilità poteva essere solo, diciamo, uno strumento di rendicontazione, poi diventa pian piano invece proprio un documento di progetto. Io mi occupo anche di comunicazione, per me diventa fondamentale che questo strumento possa diventare anche uno strumento di narrazione, di comunicazione, non solo uno strumento di addetti ai lavori, e quindi un contenitore che pian piano possa contenere quelli che sono gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi qualitativi, su cui poi ci piace anche andarci a misurare. La stessa cosa, per esempio, l'abbiamo fatta, e forse se ne parlava in uno degli interventi precedenti, invece andando a scegliere un rating di sostenibilità. Il rating di sostenibilità di per sé, nel momento in cui viene fatto da solo una fotografia, dice tu hai la medaglia d'argento, la medaglia d'oro, hai un punteggio di 65, di 70, che di per sé sì, è una fotografia che ci dice qual è appunto il punto di partenza, ma poi ci dà tutta una serie di aiuti, di cose che possono essere migliorati, e ci svela anche quando siamo, quali che sono i nostri limiti, no? Noi probabilmente, come dicevo prima, anche parlando dei colleghi di Arborea, facciamo e facevamo già anche un po' ante litteram cose buone, best practice, eccetera,
che però poi non vengono magari subito formalizzate in quello che viene invece richiesto da questo tipo di strumenti. Ecco, in questo devo dire aiutano molto a mettere ordine, aiutano molto a dare anche una lista di priorità. La materialità serve a dare una lista di priorità sugli interventi da fare. Quindi ecco, alla domanda perché lo fate, noi l'abbiamo fatto per scelta dal momento in cui abbiamo sposato questo tema della sostenibilità, che nel tonno era veramente una cosa quasi una stravaganza, no? Andarne a parlare, perché parliamo ormai, noi la prima volta che abbiamo preso la certificazione Friend of the Sea erano gli anni 2007-2008, quasi se ne parlava in stanze di convegni che sono la metà di quella da cui vi sto parlando io adesso. Oggi invece nelle conferenze mondiali del tonno il tema della conferenza è la sostenibilità, e quindi ci ha accompagnato in tutti questi anni anche la redazione di questi documenti, proprio un po' per crescere, per razionalizzare, per dare un ordine di priorità alle cose, per dare l'ordine di priorità che vedono gli stakeholder. E quindi diciamo continuiamo e continueremo a fare questi documenti, a seguire questi progetti, proprio perché ci diano anche sempre margini di miglioramento, per quanto a volte possono essere anche piccoli, marginali, un punto, mezzo punto, un documento che deve essere redatto in un altro modo, però davvero che ci aiutino anche a crescere nei confronti di questo grandissimo aspetto che per noi appunto è parte integrante della strategia aziendale. Simona, una curiosità, tu hai seguito in questi anni sempre tutti i bilanci, cioè è dall'inizio che segui direttamente? Sì, a parte i primissimi, sì. Ok, quindi hai anche potuto constatare anche un'evoluzione dei tuoi documenti, anche dell'impatto che hanno avuto negli anni rispetto ai consumatori, agli investitori? Sì, sì, certo. Ah, perfetto, grazie. Grazie mille per il Grazie, tuo intervento. grazie a voi. Rimani in linea, il collegamento? Sì. Grazie. Michela, ho visto che insomma hai ascoltato con grande attenzione sia la relazione di Maria Cristina che di Simona. Insomma, sono emersi dei temi che in parte avevamo visto anche nel precedente incontro, perché si fa il bilancio di sostenibilità. Certo, un elemento molto importante, io parlo poi da giornalista, è quello della comunicazione. Io dico sempre che se le aziende anche semplicemente fornissero ai giornalisti una volta all'anno il proprio bilancio di sostenibilità, forse anche noi che stiamo nelle redazioni riusciremo a capire meglio l'importanza, il peso, le dinamiche di un'azienda sia interna che nel mercato, perché non sempre poi si dice non sempre le aziende sanno raccontare, ma a volte anche i giornalisti o spesso i giornalisti hanno un deficit di narrazione rispetto alle cose che succedono. Infatti secondo me è importante proprio quello che diceva Lucia, il discorso anche della trasparenza, del fatto che la comunicazione oggi è la strategia dell'azienda e il fatto che il bilancio appunto è la base su cui loro hanno ragionato nel tempo per fare un'evoluzione continua, un miglioramento e poter anche raccontare all'esterno tutto quello che erano le attività che loro mettevano in atto per un progressivo miglioramento continuo, e in ottica appunto di miglioramento sia interno che esterno nei confronti quindi del personale interno e di quello che erano le attività di qualità appunto anche del prodotto, visto che appunto nel settore, come è stato ricordato da entrambe, sicuramente la qualità del prodotto ha il peso fondante anche in termini di sostenibilità e quindi deve effettivamente essere riconosciuto questo aspetto, e è importante che ci sia appunto una comunicazione, un ecosistema che tutela anche queste scelte aziendali che comunque quindi poi danno quel valore anche sul territorio a livello anche nazionale e anche a livello di competitor, e che quindi deve poi riscontrarsi appunto in un valore anche dell'azienda. Ecco perché appunto su Cristina diceva che è importante che venga valutata nell'insieme gli sforzi e la resistenza, come lei dice, che quotidianamente tutti i soggetti coinvolti mettono nel poter andare verso una sostenibilità e una continuità di impresa, perché
l'ESG e la sostenibilità nasce proprio per capire le criticità e come si deve riuscire a poter avere una continuità di impresa. Nella continuità di impresa quindi vanno analizzati tutti i punti di forza e quindi la qualità, come rispettarle, i punti critici e come riuscire a superarli, e l'aiuto e il sostegno che ci vuole a livello di ecosistema e quindi anche a livello di politico, a livello di finanziario, che poi permettono quel continuo miglioramento da parte di tutte le aziende. Il fatto che un'azienda come la loro appunto invece sia già 11 anni che fa questo tipo di scelta e che comunque ha portato a una progressiva crescita costante dell'azienda e a un miglioramento continuo, e che permette appunto di comunicare questo aspetto e questa anche strategia che l'azienda porta avanti, secondo me fa capire appunto come anche in questo settore sia di estrema importanza riuscire appunto a comunicare, e credo che anche la scelta ora di iniziare a comunicare, a esprimere in un bilancio di sostenibilità anche per Maria Cristina permetterà di poter far capire e comprendere di più le criticità e i punti però anche di forza dell'azienda e come riuscire ad evolvere e andare avanti, perché appunto la materialità, i temi, le priorità di azione e il fatto della guida che il GRI prima e la CRD poi, perché ad oggi poi abbiamo anche questi framework che vanno a doversi compenetrare, sono delle linee guida e sono appunto delle best practice che aiutano le aziende, le imprese a fare strategia, quindi a capire dove devono andare, qual è l'obiettivo che devono perseguire e come devono riuscire in qualche modo a migliorare o a trovare aiuti, supporti per poter continuare, che è anche il grido che diceva Maria Cristina, e quindi dover coinvolgere tutto l'ecosistema anche politico per permettere un cambiamento, perché è un cambiamento che serve per le persone, serve per la trasparenza, serve per il territorio, quindi ha un impatto interno ed esterno, e quindi è fondamentale che ci sia questo tipo di riflessione, e il bilancio di sostenibilità aiuta proprio in questi termini, a poter far capire come si deve interagire nei confronti delle filiere, quali sono i flussi e le interazioni interne ed esterne, chi sono tutti gli stakeholder coinvolti e quindi tutte le parti interessate, ed è importante che ci sia questo tipo di consapevolezza e di comunicazione da parte di tutti. La domanda, prego. La domanda, soprattutto a beneficio del pubblico che non ti conosce, è cosa c'entra Michela Turri e Axilia col bilancio di sostenibilità, quindi insomma facciamo conoscere anche quello che fai tu e perché sei qui a Cagliari. Sì, allora da oltre 20 anni appunto sono titolare di una società di consulenza che appunto porta sistemi di gestione, certificazione nelle aziende e bilanci di sostenibilità, report di impatto, perché crede che dai sistemi di gestione, dalle certificazioni, da delle linee guida e da esporre e mettere a sistema all'interno strategico delle aziende questi temi, quindi come appunto gli impatti ambientali, gli aspetti sociali dove anche le persone, i lavoratori devono stare al centro, e la trasparenza e gli impatti finanziari, che poi tutto questo si riunisce, siano fondamentali per la crescita e l'evoluzione delle aziende. Al tempo stesso abbiamo fatto una scelta tecnologica, quindi l'idea che la tecnologia deve, come nelle aziende agricole, così come nelle aziende di tutti i comparti, fare e supportare per poter andare avanti. Anche in questi percorsi, in questi processi, dobbiamo sfruttare quello che la digitalizzazione e l'artificial intelligence oggi danno come supporto per poter efficientare questi sistemi, avere dati e avere supporto di KPI per poter scegliere meglio e capire in che direzione l'azienda deve andare. Quindi supportiamo tutte le aziende italiane e anche estere o gruppi di imprese che sostanzialmente vogliono riuscire ad implementare e a migliorare sistemi di gestione e bilancio di sostenibilità.
Un'ultima battuta e poi insomma passo la parola ad Andrea Massidda. Rispetto a ciò che ha detto anche Luigi, che ha richiamato dei temi, insomma anche l'altra volta abbiamo richiamato il principio dell'etica e il principio della responsabilità. So che tu sono due temi... Sono temi per me assolutamente cari, perché l'aspetto dell'etica e della responsabilità sociale sono fondamentali per poter veramente evolvere, e quindi è fondamentale che non ci sia quello che c'è stato un po' anche negli ultimi anni, quello che è stato il tema del greenwashing. Quindi va assolutamente fatta sostenibilità in termini reali, quindi è importante che ci sia trasparenza, ci sia comparazione e ci sia possibilità di esprimere le informazioni in maniera chiara, etica e con responsabilità. Grazie Michela. Io ricordo che mentre parliamo in queste ore, insomma ne ricordavamo anche con Luigi, è in corso a Dubai la COP28, insomma questa grande conferenza sui cambiamenti climatici si fa a Dubai, che è un luogo tradizionalmente molto sostenibile, insomma è curioso che si parli i luoghi, ma anche un po' il riferimento, insomma se noi andiamo a guardare le economie dei prossimi 10-15 anni, sono tutte grandi economie che hanno grandi crescite di PIL e sono quelle che, come dire, sono le meno sostenibili, quindi è veramente curioso, però insomma, però è anche, ricordarlo mi permette anche di introdurre Andrea Massidda di BF Green, perché insomma noi abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di latte, abbiamo parlato di formaggio, abbiamo parlato di tonno, poi arriva questo uomo che insomma di tutto quello che noi mangiamo, produciamo e lui ne ha fatto un esempio virtuoso di vera economia circolare, di vera sostenibilità senza bilancio sociale, una società che è nata da poco, sarda, quotata in borsa, anche questo. Ecco, raccontaci questa avventura che tu hai intrapreso da qualche anno, forse da un anno che veramente... Raccontaci che cos'è BS Green e perché sei qui a parlare di sostenibilità, che c'entri? Non è vero? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito, perché è un momento importante per presentare la nostra realtà industriale, che è a San Nicolò Acidano, un passo da Arborea. Noi nasciamo con un obiettivo: dare valore a un rifiuto, perché da studi e da valutazioni territoriali sappiamo, ci siamo, come posso dire, resi conto che nel comparto agrozootecnico erano anni che la problematica della gestione degli scarti, e abbraccio tutto il comparto, quindi scarti di origine animale, acronimo SOA, sono i prodotti non destinati al consumo umano, derivanti dalla macellazione delle carni, dal lattiero-caseario, dall'azienda che trasforma il tonno in scatolette, cioè meglio, tra l'altro Asdon Mario è un nostro cliente, e quindi abbiamo pensato di aggredire una problematica ambientale così pesante che arriva a toccare anche la gestione dello smaltimento delle carcasse. Quindi pensare però di smaltire un qualcosa di così complesso senza poi dare a questo smaltimento qualcosa che tramite un processo industriale, che è una digestione anaerobica, dargli valore, sarebbe stato come togliere un rifiuto dall'ambiente e crearne un altro. Quindi noi nasciamo con uno studio scientifico, grazie a una partnership con l'Università di Sassari, Facoltà di Agraria e Zootecnia, che insieme a noi dalla prima ora ci ha consentito di capire come da un certo momento del processo industriale quel rifiuto diventava risorsa. La digestione anaerobica, brevemente, poi vi dirò velocemente chi siamo, di che gruppo facciamo parte. La digestione anaerobica è
una simulazione identica del nostro apparato digerente, quindi triturazione, digestione e produzione di deiezioni. La deiezione è un rifiuto. Noi a quella deiezione abbiamo dato, tramite la ricerca, un enorme valore. Nella fase di digestione si crea un biogas, che tramite un sistema tecnologico, la cogenerazione, diventa energia termica ed elettrica, e la mettiamo da una parte, e poi si crea un digestato che tramite un sistema di filtrazione trasformiamo in parte solida e in parte liquida. Ecco, è il digestato solido e liquido, separato quindi, che grazie alla ricerca siamo riusciti a valorizzare, governando un trasferimento, e quindi, ve lo dico meglio, impostando tutto il nostro piano industriale sulla restituzione di un prodotto di questa portata al comparto agrozootecnico. Perché? Perché è un prodotto ricco di carbonio, ricco di magnesio, caratteristiche rigenerative dei suoli. Il professor Pulina lo definisce il nostro impianto un progetto industriale dedicato all'agricoltura rigenerativa, no? Con caratteristiche tali da fissare il carbonio sul terreno. Quindi si sono aperti poi degli scenari importantissimi mediante alcuni spin-off che abbiamo in atto proprio sul discorso del net zero in agricoltura e in zootecnia. Quindi il nostro processo industriale sta in piedi perché smaltire un prodotto è obbligatorio, quindi c'è una problematica di gestione di costi per la Sardegna, che ovviamente con un impianto attivo al centro dell'isola comporterà e comporta, perché i risultati già li stiamo vedendo, un abbattimento nella gestione dei bilanci delle aziende zootecniche e agricole, ma soprattutto noi facciamo parte di un gruppo che produce energia da scarti, non da solare e non da eolico. Scarti che sono scarti di origine animale, ma anche dalla frazione umida che è ricca di energia. Quindi passiamo tutti in un digestore, e il nostro gruppo e la nostra società, che fa parte della galassia di BlackRock, nello specifico Arjun Group Infrastrutture, allo stato attuale abbiamo 250.000 megawattora di energia prodotta immessa in rete, che abbiamo deciso di destinare a un progetto di comunità energetica destinata all'agricoltura e alle aziende agrozootecniche. Quindi è in atto un percorso, perché essendo produttori posso decidere sul mercato libero a chi far comprare l'energia, con quali obiettivi. Abbattimento dei costi della bolletta del 20%, 25%, perché questa è la realtà, prodotto da uno scarto. Quindi oggi lo sanno tutti, Luca, ne parliamo tutti i giorni, lo scarto prende la nave e va fuori. Quindi stiamo regalando petrolio grezzo a chi poi lo ritrasforma in energia che noi paghiamo e che compriamo. Tu la paghi. E questo è il tema. Quindi la vera rivoluzione che abbiamo pensato di mettere in atto era aggredire la gestione degli scarti, cercare di normalizzare una raccolta, un prezzo, perché è un disastro, aggredire la problematica dello smaltimento delle carcasse, altro tema, e nel nostro piano industriale, in questa realtà di San Nicolò Cidano, abbiamo investito 25 milioni di euro in tecnologia, una bioraffineria a tutti gli effetti, non è un biodigestore. Siete tutti invitati a venire a vedere che cos'è. E nel nostro piano industriale abbiamo il secondo impianto in previsione, giugno 2025 finiremo l'impianto di colatura a Chilivani, 2024 scusate, è in corso di costruzione, in modo tale che tutta la soia sarda venga smaltita da noi, col quale valore aggiunto? Produzione di energia, restituzione di compost all'agricoltura, restituzione di filtrato liquido all'agricoltura. Scusa se ti interrompo, in termini numerici stiamo parlando di quante tonnellate? Noi trattiamo a San Nicolò Cidano 30.000 tonnellate di scarti di origine animale di categoria 2 e 3, a Chilivani ne tratteremo 15.000, prevalentemente di categoria 1, cioè tutta quella gestione di scarti e di carcasse con problematiche di patologie virali. Oggi lingua blu, peste suina, aviaria,
le devi bollire. Quelle che un tempo venivano messe sottoterra, oggi... Esatto. Quindi è un sistema, è un percorso che insieme agli enti, alla regione, al comune, che ci hanno dato fiducia, perché scommettere in questa cosa non era semplice, significava intervenire su un sistema abituato a fare altro, molto più semplice, molto più veloce, butto giù. Quindi è fare un po' di casino, no? Però per dare un supporto serio, sia in termini economici, perché costiamo meno, ma restituiamo tutto. Quindi anche se ti costo 100 euro a tonnellata, quell'energia io te la faccio pagare il 20% in meno, ti faccio pagare in meno il filtrato liquido che usi nei campi per produrre l'erba medica. Quindi questo è il tema di BS Green, questo è il progetto di BS Green, restituire tutto quello che noi produciamo, perché il nostro conto economico sta in gate fee all'ingresso, cioè in ingresso sta in piedi. Un'ultima domanda con una risposta veloce. Mi dicevi che voi siete una società quotata in borsa. Sì. Cioè, come mai la decisione di quotarsi in borsa da subito? Ecco, dici insomma questo... Come mai nasce dal fatto che il progetto nella sua... Noi nasciamo a dicembre 2019, 19 dicembre 2019. Il 21 luglio 2021 eravamo quotati sul mercato Estramot della Borsa di Milano, perché decidiamo di affiancarci a un partner tecnologico americano, esperto di tecnologia, fornitore di tecnologia con 2500 impianti nel mondo, che è il leader mondiale nella costruzione di impianti di gestione anaerobica. E questo ci porta, insieme al gruppo americano, ad essere l'unica società del gruppo ad avere questa opportunità. Perché? Perché quando siamo usciti sul mercato a chiedere denaro, come si dice in italiano, per sostenere il progetto, nessuno conosceva il mercato e quindi, sai, una quota di equity la devi avere, una quota a debito, devi certo. farla per forza. Io ho avuto la fortuna, perché sono il socio fondatore della società, di incontrare un partner americano che mi ha detto: senti, non andare da nessuna parte, i soldi te li do io, faccio io l'impianto e voi per i prossimi 20 anni mi gestite la struttura. E cresciamo insieme in un progetto che vede la Regione Sardegna oggi, per questo gruppo, che poi oggi è Arjun BlackRock, io lo dico senza mezzi termini, ci considerano il gioiello della corona, perché il modello che abbiamo di restituzione, di supporto al comparto, perché questo potevamo fare a San Nicolò un impianto di gestione di Forsu, no? Che oggi ci consentirebbe di avere in affiancamento a questo la produzione di energia elettrica dall'umido urbano. Ci provochiamo, ci tenteremo, perché poi la tecnologia l'abbiamo in casa, però abbiamo deciso di lavorare su questo comporto perché un po' l'origine contadina, un po' amici che mi supportano in questa pazzia, perché credimi che è una pazzia, e quindi siamo qua a raccontarla. Io dico una cosa importante: non abbiamo un'emissione in atmosfera, noi recuperiamo tutto, l'acqua e la cacca, scusando il termine, perché le deiezioni e le feci dei nostri collaboratori, che sono circa una ventina in questo momento, le riutilizziamo nel ciclo produttivo enzimatico. Non abbiamo CO2, quindi siamo a zero emissioni di CO2 in atmosfera. E questo è un'altra di quelle realtà che è giusto evidenziare, perché non è semplice gestire questa macchinetta. Quindi, grazie. Grazie. Io insomma saluto Maria Cristina Manca, leggo perché la mia memoria, Simona Mesciulam in collegamento, ovviamente Michela Turri, Andrea Massidda, e chiamo sul palco Graziano Di Paola di Primedea e richiamo Luca Saba, perché insomma mi dicono che l'assessore è ancora impegnato in giunta, e quindi non è detto che ce la faccia ad arrivare, quindi le conclusioni, invito Graziano Di Paola di Primedea e Luca Saba, e poi invito tutti i presenti a rimanere qui perché sarà anche un momento, facciamo un piccolo aperitivo, come si dice, anche un momento di networking, la possibilità di scambiarci i numeri di telefono, di conoscerci meglio, soprattutto per chi viene da fuori.
Io passo la parola a Graziano Di Paola, che insomma è direttore di Prima Idea e gioca in casa. Insomma, facciamo concludere la giornata di oggi ai due organizzatori sostanzialmente. Quindi io ho preso tanti appunti. Tu, microfono. Ci siamo. Ok. Hai preso tanti appunti, io quindi ti lascio, insomma, la ragione per cui Prima Idea è così interessato al tema della sostenibilità e al bilancio di sostenibilità è perché, insomma, insieme a Luca avete deciso, insieme a Coldiretti, di affrontare questo tema e oggi è stata per un'occasione veramente molto bella, molto interessante per fare anche il punto della situazione sul settore. Prego, Graziano. Allora, perché abbiamo deciso di organizzare, questo è il secondo evento che organizziamo sulla sostenibilità quest'anno, e ci siamo incrociati con una progettualità forte della Coldiretti con cui ci siamo trovati subito in sintonia, perché crediamo che sia un'enorme opportunità per vari motivi. È il momento giusto. È il momento giusto perché tutto il tema della sostenibilità e del bilancio di sostenibilità, che è uno strumento che ti accompagna, che può guidare per raggiungere obiettivi di sostenibilità economica, sociale, ambientale, è all'inizio. Siamo all'inizio di una nuova fase. Voi vi ricordate negli anni 90 che cosa è stata la qualità? Quando la qualità è stata introdotta formalmente nel 78, se non ricordo male, ma poi il boom della qualità è stato negli anni 90 e poi nei primi anni del 2000. È durata circa 20 anni, ormai il numero di certificazioni di qualità è stabile, non cresce più. All'inizio sembrava, come dire, un in più, poi è diventato una normativa che dava dei vantaggi, oggi è quasi un obbligo di mercato, perché restituisce valore al cliente, restituisce competitività, restituisce riconoscibilità e affidabilità del marchio. E ci è voluto un po' di tempo affinché si arrivasse a una diffusione del sistema di certificazione di qualità. Oggi è come gli anni 90, siamo all'inizio di quella fase. E non è un caso che l'anno scorso la Commissione europea, il Consiglio mi pare, abbia emanato la direttiva CSRD che fissa già una roadmap per il bilancio di sostenibilità e i criteri di rendicontazione della sostenibilità nelle aziende, prendendo le grandi e le PMI quotate in borsa e indicando già dei tempi. Da quest'anno le grandi, dall'anno prossimo anche le PMI quotate in borsa avranno l'obbligo di avere un bilancio di sostenibilità. È un po' lo stesso film degli anni 90, iniziano le grandi, iniziano le medie e poi tutto il sistema piano piano segue, anche semplicemente per un effetto di filiera, perché come diceva prima Saba, la grande distribuzione chiede ormai certificazione di qualità, certificazione di sostenibilità. Se non si sta in quel trend lì, negli anni si rimarrà fuori. E questo è uno dei motivi e dietro c'è anche un'evoluzione del mercato. Cioè sono anni in cui è crescente la percezione di un maggior valore da parte dei consumatori se il prodotto che si compra è sostenibile ambientalmente, socialmente, se oltre a essere un prodotto buono che nel settore agroalimentare e nel settore agricolo è il valore centrale, ma se è anche sostenibile, se è anche rispettoso dell'ambiente, se anche l'azienda è responsabile, da statistiche recenti risulta che il 70% dei consumatori è disponibile a pagare il 10% di prezzo in più per un prodotto che ha certificazioni di tale tipo. Quindi è il mercato che tira, è il mercato che ci porta da quella parte, così come le politiche europee che ci mandano in quella direzione. Citavo il CSRD dell'anno scorso, ma basta leggere tutto il tema della transizione ecologica tra PNRR e trasversalmente sui nuovi fondi che stanno per partire, FESR, FSE, FEASR, eccetera. C'è una grande
c'è un grande mainstream, si dice nelle politiche europee, verso la sostenibilità che è calata su tutte le politiche verticali. Quindi anche l'Europa ci porta in quella direzione. Anche i fondi ci portano in quella direzione. I finanziamenti che tutti continuiamo a ripetere non sono oggi un problema, ma che costituiscono anzi un'enorme opportunità. Circa 7 miliardi di euro nei prossimi 5 anni non si era mai visto. Sono circa 10 piani Marshall. Cioè se uno ha oggi il coraggio di prendere subito una strada intelligente, strategica, visionaria, con una guida sicura, che accompagni il sistema produttivo verso la sostenibilità, questo è il momento per farlo e i soldi non mancano. Manca probabilmente il fare sistema e manca probabilmente una maggiore decisione e capacità politica e amministrativa nell'accompagnare il sistema. Il primo appuntamento l'abbiamo fatto generale, il secondo appuntamento l'abbiamo fatto oggi sull'agricoltura per un motivo molto semplice. Da studi recenti che sono stati fatti l'anno scorso e che abbiamo avuto modo di consultare, un primo censimento su tutte le aziende micro e piccole della Sardegna, che rappresentano il 98% di tutto il sistema produttivo privato sardo. Risulta che su transizione digitale e transizione ecologica le imprese sarde non stanno messe malissimo. Addirittura sulla transizione ecologica c'è circa un più 5 punti percentuali rispetto alle medie italiane che le aziende sarde rappresentano con azioni di intervento per la riduzione del proprio impatto ambientale. Circa il 24% delle aziende piccole e micro, 24-25% fa azioni per ridurre il proprio impatto ambientale. Perché lo fanno? Perché sono consapevoli che aumenta la loro reputazione verso i clienti e che probabilmente questa è la direzione giusta. Ma c'è un dato dell'agricoltura che è molto interessante. Tra tutti i settori l'agricoltura è quello che esprime il più alto tasso di innovazione. Dividendo le aziende piccole e micro tra bassamente innovative, mediamente innovative e altamente innovative, il settore agricolo ne esprime il 27-28% nel terzo più alto rispetto agli altri settori. Sarà l'effetto del cambio generazionale, sarà l'effetto di alcune transizioni e innovazioni tecnologiche che stanno andando in quella direzione, sarà merito anche della Coldiretti, non lo so, però l'agricoltura esprime più innovazione degli altri settori in Sardegna e quindi abbiamo pensato che l'appuntamento di oggi meritava di essere dedicato a questo. Quindi perché un'opportunità? Perché parlare di sostenibilità così tanto oggi? Perché ci crediamo come azienda? Perché è il momento giusto e perché tra 5 anni diventerà, come diceva prima Sdomarra, l'argomento dei convegni, del tonno in quel caso, ma l'argomento dei convegni. Cosa fare? Sicuramente sono tante gli ambiti su cui sarebbe necessario intervenire. La risposta, la più immediata è quella che si raccoglie intervistando le aziende, ascoltando gli stakeholder, è sicuramente il tema dei finanziamenti e dei fondi. Fare sostenibilità costa perché è un impegno, perché ti devi ristrutturare, perché devi organizzare la tua azienda per essere sostenibile e quindi ha dei costi. Quindi le aziende, il settore produttivo va accompagnato sicuramente, però io non voglio ridurre soltanto al problema dei soldi, perché sembra che siano soltanto questioni di soldi. Secondo me ci sono due parole importanti che bisogna mettere accanto ai soldi e una terza che li collega. La prima è la consapevolezza. Uno dei problemi principali sul tema della sostenibilità è che le aziende ancora non sanno di cosa si sta parlando, non c'è una consapevolezza diffusa e non sto parlando delle grandi aziende. Oggi abbiamo ascoltato dei begli esempi, ma sono tutte medie o grandi aziende. Stiamo parlando di aziende che hanno strumenti, gambe per essere consapevoli e farsi carico della sostenibilità loro e dei loro fornitori, anche con dei begli approcci di filiera. Ma il sistema sardo è composto per il 98-97% di micro e piccole. Per questo è urgente oggi impostare una strategia
che abbia un impatto e che sia in grado di trainare tutto il sistema in quella direzione, aiutando quelli che hanno meno forza e meno capacità e soprattutto meno informazione. Il tema dell'informazione, della consapevolezza, sia delle aziende sia dei consumatori, perché la leva sul mercato è importante, è qualcosa che può aiutare parecchio. Sul tema dei fondi non è un problema, si possono fare tante cose, non sto qui a fare le veci di chi deve disegnare le politiche, però sicuramente negli anni passati e a livello europeo ci sono buoni esempi di intervento pubblico che va in direzione di accompagnamento della innovazione d'impresa. Si possono fare incentivi, si possono dare aiuti, si può sicuramente intervenire su uno degli altri delle altre debolezze che esprimono le aziende, che è quello delle competenze, perché portare avanti questo processo di innovazione richiede competenze o interne o esterne. E qui torno anche al tema al discorso dell'ecosistema. Non puoi fare sostenibilità da solo, lo devi fare con il pubblico, lo devi fare con il privato, lo devi fare con chi ha le competenze, devi avere un capitale umano adatto intorno, quindi è uno sforzo globale. E qua c'è il terzo tema che secondo me è importante, che non si può fare questo, passaggio da come siamo ora a come dobbiamo essere tra 5 anni se questo non si fa insieme tra pubblico e privato, se questo non si fa insieme ai territori, perché la sostenibilità non è soltanto una sostenibilità dell'azienda che ti fa fatturare di più, dagli studi più 50% dell'export di chi ha un bilancio di sostenibilità, più 26% di fatturato di chi ha un bilancio di sostenibilità rispetto ai competitor. Lo si fa insieme ai territori, lo si fa insieme alla politica, lo si fa anche insieme alla pubblica amministrazione, che deve poter esprimere competenze adatte ad accompagnare questo percorso. Grazie. Luca, ti lascio le riflessioni finali, non ti faccio altre domande. Graziano ha introdotto temi importanti, peraltro appunto siamo ormai entrati nel nuovo ciclo di programmazione europea con tutti i fondi, quindi le risorse sicuramente non mancano, Maria Cristina, ce ne sono tante, il problema è che quelle di spenderle rispettando gli obiettivi fissati. Prego Luca. Sì, come è stato detto prima, intanto si è data un'accezione prima che forse uno degli elementi di percezione della sostenibilità è l'elemento qualitativo, cioè che sia buono. Sono state bravissime le relatrici. Aggiungo a quello che dicono loro è che la percezione della sostenibilità, almeno a parer mio, ma credo che sia così nella traduzione, infatti catturo anche magari la vostra attenzione da questo punto di vista, deve essere corroborato anche da altre due cose, perché la sostenibilità è accompagnata dalla qualità, dall'essere sano e dall'essere sicuro. E guardate che l'elemento della sanità del prodotto e l'elemento della sicurezza oggi, secondo me, sia per Asdomar che per 3A è dato non da quanto sono bravi, ma da dove è inserita l'azienda, cioè in Sardegna. La percezione che si ha in Italia è che noi siamo un'isola competitiva perché naturalmente biologica, e se la gente sta cominciando a scegliere quel tipo di tonno è perché immagina che i tonni abbiano stazionato nelle nostre acque e quegli allevamenti siano nei pascoli all'interno della nostra terra. Questo vantaggio competitivo è la Sardegna. Secondo me questo è un elemento incredibile, per cui io colgo nella mia positività che vedo nel futuro questi elementi di connubio. Noi siamo una terra straordinaria che può dare tantissimo, abbiamo le risorse, ma non riusciamo a incrociare i tempi delle imprese, che sono fondamentali per poter andare avanti, per cui burocrazia che si deve mollare perché noi non ce la facciamo più, è una burocrazia che deve scendere col mondo delle imprese, navigare con loro. Non è possibile che continui più in qualche modo ad avere denari che vengono
messi a bando oggi di un'alluvione di 3 anni fa. E questo non lo possiamo assegnare a responsabilità. Scusate, non è questa la responsabilità della politica. Guardiamoci in faccia, siamo noi cittadini che ci dobbiamo ribellare alle regole. Perché potremmo fare 100 bilanci di sostenibilità, ma se arriviamo in ritardo col capire le esigenze delle imprese, non arriveremo mai. Quindi questo è un elemento importantissimo secondo me. E voglio terminare invece con una cosa che mi ha raccontato Andrea e vorrei che raccontassi in termini di numeri. È che è una cosa da cittadino sardo, da cittadino italiano, che mi ha colpito tantissimo, cioè cosa mi ha dato la sostenibilità in più da conoscere. Lui sta andando a lavorare anche tutti gli scarti, non tutti gli scarti, tutto lo scaduto dei supermercati. Quanto è lo scaduto che ti sta arrivando settimanalmente dai supermercati, in termini dai supermercati che tu hai agganciato, le catene sarde? Quanta roba buttiamo di aragoste che non possono essere vendute, crostacei che non possono essere... Per cortesia, di il numero settimanale che ti arriva appena hai aperto lo stabilimento. 200 tonnellate di cibo a settimana che buttiamo. Questa cosa ci deve... E non sono tutte le catene distributive in Sardegna, in questo periodo, senza turismo. Questa roba ci deve far riflettere, perché noi siamo cittadini della Sardegna, siamo cittadini del mondo, ma siccome noi proveniamo da una classe che è quella agricola, non si volta indietro. Noi abbiamo sfamato l'umanità, abbiamo sfamato la nostra regione, ma dobbiamo pensare a chi non ne ha. E quando pensiamo a questo e ci dicono che noi produciamo... pagando e ci viene pagato poco, i nostri agricoltori non riescono a chiudere o a finire la giornata, ci voltiamo indietro come consumatori, io per primo probabilmente, nel non conoscere queste cose. Dobbiamo farle sapere ai nostri figli, alle nostre famiglie, a chi non le sa e pensa di essere la persona più educata del mondo, nel modo di allevare quando veniamo criticati, perché magari purtroppo utilizziamo gli animali perché li utilizziamo, è normale, no? Nel ciclo vitale, però ci dimentichiamo che buttiamo settimanalmente, voltandoci indietro, centinaia di tonnellate di prodotti solo in Sardegna. Questa è una vergogna, scusate, che purtroppo ci deve far riflettere su questo elemento che sta emergendo. La sostenibilità deve essere anche questo, quello del non voltarsi indietro. Grazie. Grazie. Grazie Luca, io ovviamente ringrazio tutti, l'assessore insomma non è potuto essere, invece Stefano Mameli purtroppo non sta bene, mi sono dimenticato di dirlo prima, quindi diciamo la parte pubblica insomma non verrà affrontata. Ringrazio ovviamente tutti i relatori per questa giornata, ricordo che questo talk, questo convegno sarà trasmesso integralmente in differita sulla nostra web TV che è www.matextv.com, quindi potrete rivedere integralmente tutta la giornata di oggi e ai relatori poi manderemo anche il link. È un'occasione insomma anche per diffondere quello che è stato detto oggi, abbiamo raccontato cose molto interessanti. Vi chiedo ancora di trattenervi con noi, abbiamo un piccolo aperitivo, un momento appunto per stare assieme. Ringrazio tutti e buona serata.